Cari amici, bentrovati. Oggi mi trovo a Bagheria e sono in compagnia di Giuseppe Gerbino. Stiamo per incontrare l'artista Carlo Puleo. Sai, parlare di se stesso è sempre un po' imbarazzante, anche perché il pittore, a differenza del poeta, parla con i quadri, se il scultore parla con le sculture. Comunque io, inizio con la pittura giovanissimo, ma essendo stato io, il più grande dei due fratelli, e mio padre è morto in guerra, perciò la mia famiglia era in condizione economica piuttosto disagiata, allora le pensioni erano da fame, perciò da ragazzo io dovevo arrangiarmi, studiare e lavorare. Finivano l'orario della scuola e andavo, allora c'erano i magazzini di limone, prendevano i ragazzi per aiutare, per cui dovevo, man mano che sono cresciuto, mi sono sempre adoperato a portare, il mio contributo, perché avevo un fratello più piccolo. Ecco, già negli anni, fine anni 50, ma io che continuavo la mia passione alla pittura. La mia passione alla pittura è nata con me. Io, quando ho cominciato le scuole elementari, praticamente disegnavo dei fogli, sui fogli così, e la maestra un giorno dice: ma cosa fai tu lì? Guarda che deve seguire le lezioni. Allora un ragazzo ha detto: sa, lui disegna cavalli, disegna cani, disegna farfalle, fammi vedere. Lei è venuto, quando ha visto, cioè, adesso i disegni alla lavagna li farai tu, perché lei naturalmente si è inibita, come visto che io avevo io essendo bassino, praticamente lei ha creato una specie di piccola pedana per poter salire, e cioè: viene Carlo, disegna una casetta, disegna una gallina, e praticamente ero diventato un disegnatore, per cui tutti i miei compagni di scuola mi conoscevano per questa mia dote, e questa dote man mano l'ho portata avanti fino a che ho cominciato a fare qualche dipinto, ma allora la situazione economica era difficile, la gente aveva altro a cui pensare. Comunque, pian pianino ho trovato qualche acquirente, poi nei primi anni 60, assieme ad un gruppo di pittori, che qui c'è come infatti un manifesto, abbiamo fatto delle mostre collettive, e lì pian pianino abbiamo cominciato a trovare un po' di mercato per il nostro lavoro. A fine anni 60, nel 68, si è aperta la scuola d'arte a Bagheria e io ho presentato domanda e ho avuto l'incarico della sezione pittura, e lì praticamente si è aperta la mia carriera, ma nel contempo già io ho una certa esperienza anche come espositore, e poi negli anni 70 ho cominciato ad esporre anche fuori dalla Sicilia, poi sono partito e sono stato diverse volte negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ho trovato un mercato veramente favorevole, perché portavo qualcosa di diverso, non è che lì mancano i pittori, però io portavo la mia pittura e ho trovato molti acquirenti, facile mercato, abituato qui da noi che per gli artisti c'è sempre difficoltà. E così si è sviluppata la mia carriera. A fine anni 60 io ho mostrato le mie opere a Renato Guttuso, li ha apprezzato moltissimo,
e qui come infatti ci sono delle fotografie, tanti critici d'arte noti, Raffaele De Grada, anche lo stesso Leonardo Sciascia ha scritto sulla mia pittura e io l'ho pubblicato nei vari cataloghi. E adesso sono arrivato all'età di 85 anni con una carriera, diciamo, di più di 50 mostre personali e oltre 200 mostre collettive, articoli su giornali e riviste d'arte, mostre in gallerie anche di prestigio e siamo qua. È un personaggio complesso e anche pieno di contraddizioni, ma un uomo veramente ricco di sensazioni, ricco di vitalità, ricco anche di creatività. E io per esempio, che l'ho avuto vicino per oltre 40 anni, restavo sempre sbalordito per il suo intuito, anche per la sua capacità di improvvisare. Spesse volte da poche cose riusciva a tirar fuori, diciamo, poesia, dalle cose più piccole. Tant'è che appunto io ho voluto scrivere questi racconti che narrano, diciamo, episodi della sua vita. Io lo accompagnavo nei recital, allora le strade della Sicilia non erano quelle di oggi, ancora l'autostrada in parte non esisteva, e andavamo anche nell'area del catanese, del siracusano, del trapanese, molto spesso del trapanese, e poi dopo il recital si tornava tardi, addirittura alle 2, alle 3 di mattina, insomma, perché spesso restavamo a cena dopo il recital. E lui, stanco naturalmente perché già aveva una certa età, mi chiedeva di allentare un po' la sedia, abbassare lo schienale, e si addormentava. Poi quando eravamo nei paraggi di Bagheria lo svegliavo. Però che è successo? Che una volta siamo stati a Corleone, un recital, e abbiamo fatto tardi, e quando eravamo sulla strada di ritorno lui dormiva, io ho avuto un colpo di sonno. La macchina è andata per conto suo, siamo finiti in una cunetta, io continuavo a dormire, perciò la macchina quando si è bloccata, io avrò dormito forse un quarto d'ora. Quando mi sono svegliato ho visto la macchina che era poggiata sul lato, lui russava, spaventato anche. Allora pian pianino non l'ho svegliato, pian pianino ho rimesso in moto e siamo partiti. Quando lui si è svegliato ho detto: sai Ignazio, ma lo sai che siamo vivi e ben mirati? Perché, che è successo? E ho raccontato il fatto. Niente, non ti preoccupare, vuol dire che non era ancora il nostro momento. Però da quel giorno lui non si addormentò più. E allora, per tenermi sveglio, mi narrava delle storie. Però che succedeva? Che queste storie spesse volte me le narrava più di una volta. Cambiava, aggiungeva, toglieva, ma io lo lasciavo fare perché questo mi consentiva di seguire la sua creatività, di seguire appunto la creatività e l'invenzione che lui metteva. E alcuni di questi racconti
io li ho raccolti in questo libro, che adesso vi mostro. Ecco, oltre ai racconti, in questo libro ci sono testimonianze di personaggi, amici di Buttitta, che appunto raccontano anche come loro hanno conosciuto Buttitta, e fra questi per esempio c'è Natale Tedesco, il professor Natale Tedesco, poi abbiamo anche Rosa Maria Ancona, Gesualdo Bufalino, Umberto Balestreri, Salvatore Di Marco, Gianni Ficarra, Melo Frene, Aldo Gerbino, Federico Hofer, Franco Lopipero, Giuseppe Quadriglio, Natale Tedesco e Lucio Zinna. Cioè questi che ho menzionato appunto testimoniano in questo libro il loro modo di vedere il poeta. Mentre io ho qui alcuni racconti, per esempio inizia visita. Il primo racconto è visita alla casa di Ignazio. E qui ci sono alcune foto. Poi il secondo racconto è Apotia. Apotia perché Ignazio nasce appunto bottegaio, cioè il papà di Ignazio gestiva una bottega di alimentari e perciò Ignazio, il ragazzo, è stato, diciamo, portato in questa bottega e fin da piccolo lui collaborava con il papà. Poi la bottega l'ha presa lui e praticamente ci sono delle testimonianze che lui, quando frequentava le scuole elementari, i compiti li faceva addirittura in un soppalco che sta sopra la bottega. E lui praticamente mi raccontava spesso di quando i contadini, la bottega allora apriva alle 5 di mattina, anche prima, che i contadini prima di andare nei campi andavano a comprare qualcosa, ma cose povere, 2 sarde salate, un po' di formaggio, un pezzetto di formaggio, mortadella magari. Sì, ma già mortadella era l'uso, c'era l'uso. E qui praticamente poi lui naturalmente, oltre che il proprietario della bottega, iniziò a fare il rappresentante all'ingrosso di ditte sia del nord che anche della Sempre Sicilia. di genere alimentare? Sempre di genere alimentare, cioè dalle ditte siciliane lui portava i prodotti nel nord Italia e dal nord Italia portava i prodotti in Sicilia. Quindi faceva import e export, sì, già. Lui era il rappresentante di queste ditte. E io qui, per esempio, in questo libro narro appunto tutti questi episodi e anche il rapporto che lui aveva con amici, poeti, in particolare con suo compare Renato Guttuso. E Ignazio, dobbiamo noi vedere che lui è un poeta anche impegnato socialmente e se consideriamo il periodo storico suo, lui si è schierato da una parte. Allora era o ti schieravi da un lato lui era schierato a sinistra perché in quel momento storico la sinistra portava avanti le rivendicazioni che riguardavano il popolo, i contadini, la lotta per la terra, la riforma agraria, insomma. Perciò praticamente lui spesse volte trovava in quel momento, diciamo, questi tanti poeti nostrani, disimpegnati, cioè che mentre lui scriveva poesie che riguardavano per esempio la lotta
anche contro la mafia, gli altri si occupavano dei fiorellini, del chiaro di luna e naturalmente lui certamente insomma Si risentiva un po' di questo. no, più che risentire insomma Criticava. lei comunque. criticava, cioè che questa gente non sentiva il bisogno di prendere posizione a favore di chi in quel momento soffriva, perché dobbiamo considerare che allora i contadini non avevano, diciamo, quelli che sono i diritti. Cioè, diciamo, si seccava del fatto che questi poeti prendessero la poesia solo dal lato romantico e non da quello dell'azione. Mentre per esempio la mafia sparava e uccideva i sindacalisti e uccideva i contadini, come è successo a Piano degli Albanesi. Loro scrivevano di prati in fiore e di stelle e di sogni, invece c'era bisogno non solo del poeta in quanto artista, ma anche di uomo d'azione per la propria comunità. Appunto, ecco, perciò era sotto questo profilo che lui praticamente. Poi io adesso vi voglio mostrare un suo manoscritto, cioè lui, diciamo, credeva che se le masse si istruivano potevano liberarsi, cioè la liberazione poteva avvenire solo con la cultura. E ha scritto questi versi. Senza istruzione l'uomo è un orbo, non vede, na pegia un puzzo, n'armalo, travaglia, mangia, si curca e l'indomani fa la stessa cosa, Ignazio. Cioè lui invogliava e spesse volte, quasi con una certa aggressività, invogliava i A giovani, distinguerci dagli animali. invogliava i giovani a studiare, non a fermarsi al Grand Hotel, al sogno, al bolero, ma al pallone, perché lui diceva aveva una battuta, conosci tutti i giocatori e tutti i cantanti, che ora sono un po' tanti e domani in te camposanti. Cioè, per dire che molti si vantavano di conoscere tutti i giocatori del Milan, in realtà poi non Juventus. Culturalmente Cioè, non serve. gente che è famosa in quel momento solo, ma che domani poi. entrerà nel dimenticatoio. Ecco. Perciò, E questo è proprio scritto di suo pugno? Sì, questo è proprio scritto di suo pugno. Ma scritte di suo pugno ne ho tante. Con Buttitta eravamo in macchina a Bagheria. A un certo punto mi chiede di accompagnarlo vicino al suo negozio e ci devo prendere un po' di formaggio, un po' di pasta, cose. Senti, aspetta un attimo in macchina, io entro, chiedo a mia cognata di darmi queste cose e subito, Ignazio fai presto perché qui siamo in divieto di sosta. E lui entra. Io resto in macchina, dopo un po' passano i vigili, mi fischiano, ci sto un momento, qua, un minuto, va bene. E intanto Ignazio è nel negozio, lì ha incontrato gente, come capitava spesso, comincia a parlare e si dimentica che io lo aspetto in macchina in divieto di sosta. Perciò lo chiamo, ma non mi sente, a un certo punto scendo, entro nel negozio, Ignazio, guarda che lì non possiamo stare, un minuto, senti, non mi usciamo. Quando usciamo vediamo che nel tergicristallo avevano inserito la multa. Ignazio, hai visto? La multa mi hanno fatto. Ora, questa multa la paghi tu. Come? Perciò a Carlo Puleo ci fece la multa. Vediamo cosa questi vigili urbani, vediamo cosa che... Ignazio, sta lei, no bar, può essere che sono ancora non c'ho bar. Siamo entrati nel bar e come infatti i vigili erano lì dentro che prendevano il caffè. Perciò a Carlo Puleo, all'amico Carlo Puleo, ci facesse la multa. Ma poi Carlo Puleo si è fermato in divieto di sosta ed è normale che lui naturalmente
lì non poteva stare, perciò abbiamo fatto. Amore, perciò vedremo che tu che si può fare. No, poeta, niente, ormai la multa la scrissimo. Avanti, vedremo, amore. Eppure, poeta, se lei mi regala un suo libro, io strappo la multa. Tale caro, vanno alla macchina, cacciamo la borsa, piglio un libro, cacciuriamo qua, oh vigile. Io vado in macchina, dalla borsa prendo un libro, torno, ecco qua c'è il libro. E Ignazio, prendi il libro, te, questo, no poeta, io lo voglio raccontare, come io ci voglio a dedica, vabbè, come ti chiami? Giorgio Castronovo. Ignazio prende la penna, si alza gli occhiali perché lui quando aveva gli occhiali da lontano, ma quando era da vicino, si alza gli occhiali e scrive. Finito di scrivere, la dete, chiude il libro e lo consegna. Il vigile lo apre, ma non riesce a decifrare la calligrafia di Ignazio e mi chiede: adesso lo legga lei, vediamo cosa mi ha scritto. Io leggo: al vigile Giorgio Castronovo a dedica un ciacio. Perciò poi non mi trova a dedica, in che boh, con il libro gratis, e poi tu ci fai la multa, contento di richiesto. La macchina era parcheggiata qua quando mi fece la contravvenzione. E Rozzo Ignazio mi ha fatto sfaldare. Eh sì, da qui è uscito tutto quello che serviva per far studiare 4 figli all'università. Da questa bottega, tutto nasce da questa bottega. E lui qui da ragazzo studiava con il lume addirittura nel soppalco. Questo lume l'abbiamo trovato dopo 70 anni, 80 anni l'abbiamo trovato là sopra ancora. Eh sì, io ho parecchie fotografie di lui qui davanti. Eh sì, la storia tutto passa. Allora, cari amici, in questa strada vi abitava il poeta Ignazio Buttitta. Ha abitato qui per 40 anni. Ecco, pregherei l'operatore di inquadrare la casa di Ignazio Buttitta. Ecco, questa casa con piano inferiore e piano superiore. È stato un bellissimo incontro anche perché Carlo rappresenta un po' il perno fra quella che è una vecchia generazione, chiamiamola così, di poeti e di artisti del Novecento con la nuova e quindi ascoltare le sue testimonianze è stato veramente come parlare con un pezzo di storia vivente, ecco. Ma io mi sono divertito ad ascoltare Carlo soprattutto per quelli che sono stati gli aneddoti, ecco, storici che ci ha raccontato di Ignazio Buttitta. Ce ne sono tantissimi, però sono veramente degli aneddoti che poi compongono la storia del poeta Ignazio Buttitta, ecco, dal punto di vista umano, perché Carlo Puleo ha conosciuto Ignazio Buttitta anche dal punto di vista umano. Molti lo abbiamo conosciuto sui libri, leggendo le sue poesie. Carlo ci è stato a fianco per tantissimi anni e lo ha portato a destra e a sinistra per la Sicilia e non solo, ecco, nelle rassegne letterarie e di poesie. Quindi Carlo sa davvero morte e passione, come si suol dire nel gergo dialettale, di Ignazio Buttitta.